Ecco, siamo ancora nell'azienda Salvagnini Italia, in questo splendido areale, oserei dire, questo campo stupendo di Astrolave, e vicino a me ho il responsabile marketing e dei diserbi di Corteva, l'amico Guarise, il quale ci parlerà in particolar modo dell'azione che abbiamo avuto su questo, infatti non c'è un infestante, dello Zipar associato all'Axial One. Prego Guarise. Col diserbo non si scherza, avete visto la parte dei graminicidi, ma la foglia larga richiede un'attenzione in più e qui infatti abbiamo fatto uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato, che è Zipar, che contiene all'interno un principio attivo che è Arilex, e come si diceva precedentemente qui il controllo è perfetto. Infatti Zipar è un erbicida a controllo completo di tutte le foglie larghe, annuali e anche perennanti nelle prime fasi, specifico soprattutto per il papavero, infestante fino a poco tempo fa banale, ma oggi veramente complicata, e abbiamo bisogno del miglior prodotto con un nuovo meccanismo d'azione che è Arilex. Quindi Zipar ha controllato molto bene il papavero, tutte le altre foglie larghe annuali di interesse dei cereali a paglia, in Italia praticamente Zipar le controlla tutte, e anche un'ottima attività anche su ombrellifere, composite e anche su perennanti nelle prime fasi di sviluppo. Fondamentale qui l'uso di Zipar è per favorire l'attività del graminicida, perché si sposa molto bene a tutti i graminicidi disponibili. È fondamentale perché ha una grandissima selettività, vedete la varietà è perfetta, il diserbo non ha dato nessuna problematica di fitotossicità, ed inoltre è perfetto perché si inserisce bene nei percorsi di filiera e favorisce anche la qualità. Quindi qui produciamo un grano che è ottimo per il molino, per la qualità molitoria. Adesso io chiamerei l'amico più bello Giovanni, in quanto noi abbiamo associato sia assieme al diserbo che con il fungicida, abbiamo associato il Pentac 5 Ala alla dose di 1,25 e 1,3 e quindi io vorrei vicino a me l'amico Giovanni, prego, di Diachem, il quale ci darà in particolar modo una delucidazione del Pentac, dopodiché noi abbiamo usato in spiegatura anche lo strale, che è un prodotto sempre di Diachem. Prego Giovanni. Grazie Arnaldo, buongiorno a tutti. Sì, in questo caso come detto Arnaldo partiamo da quest'ultimo, quindi difesa fungicida, strale 250 EC, si parla di un fungicida, un proteconazolo, 250 grammi litro, fatto in spiegatura, dosaggio di 0,8 litri per ettaro, in questo caso un prodotto sistemico con attività ovviamente preventiva ma anche curativa. In questo caso abbiamo abbinato poi Pentac 5 Ala, si parla di una tecnologia in questo caso giapponese a base di acido 5-aminolevulinico, quindi un precursore della fotosintesi. Quindi questo aminoacido intermedio si lega ad un atomo di magnesio e quindi induce la pianta a sviluppare più fotosintesi. L'acido 5-aminolevulinico in questo formulato è associato a un concime NPK con boro e molibdeno, e in questo caso risulta essere ottimo per sviluppare comunque la pianta e favorire quella che è l'assimilazione sia del fungicida e portare poi una produzione ottimale quando saremo a giugno nel periodo di raccolta. Grazie mille Giovanni per il tuo intervento. Effettivamente sempre più aziende agricole stanno sposando la tesi del 5 Ala, che sta dando dei risultati molto interessanti. Io mi permetto anche di dire che, avendo aumentato le radicalità, che questa è una caratteristica, qui abbiamo dei grani praticamente tutti su, non allettati, con i disastri che sono successi e sono venuti quest'anno in questa zona. Qui abbiamo un grano che sta tenendo. Secondo me è aumentata le radicalità grazie al 5 Ala, e quindi questo è un risultato importante. Dopodiché, prima nell'intervento io ho asserito che abbiamo anticipato i trattamenti fungini, e in questo caso l'abbiamo fatto con Questar-T, che è sempre un fungicida, l'ultimo nato di Corteva, e quindi ci ha dato, sto vedendo che effettivamente sta dando dei risultati molto interessanti.